L'Avis Veneto ha ricevuto in donazione 5.000 euro dalla casa di cura Giovanni XXIII di Monastier. Poi far del bene non costa niente e visto che abbiamo avuto l'opportunità di ricevere questa elargizione a favore nostro, insieme abbiamo deciso di andare a aiutare chi in questo momento sta passando veramente un periodo estremamente difficoltoso. Parte del ricavato degli esami clinici alle mammelle eseguiti nella casa di cura durante questo mese, dichiarato mese della prevenzione del tumore al seno, infatti è stata devoluta in beneficenza all'Associazione regionale donatori di sangue. L'Avis a sua volta ha deciso di dare il denaro a chi in questo momento ne ha più bisogno, le popolazioni colpite dal terremoto di Arquata del Tronto nelle Marche, per la realizzazione di un poliambulatorio. Giovedì 23 febbraio la consegna ufficiale del ricavato. Durante il collegamento in videoconferenza con il presidente provinciale dell'Avis di Ascoli Piceno, Berardino Lauretano, la casa di cura a sorpresa ha deciso per un'ulteriore donazione, una quota del preventivo di tutti i test PSA, ovvero uno screening per il tumore alla prostata, e degli esami clinico-strumentali al seno effettuati durante tutto il mese di marzo 2017 presso la stessa casa di cura Giovanni XXIII, sarà devoluta all'Avis. Ecco, oggi abbiamo deciso di ripetere l'iniziativa, per cui ci auguriamo, col sostegno delle pazienti, di raggiungere anche una cifra, ci auguriamo anche superiore, perché i bisogni di quei territori sicuramente sono molto elevati.